E oggi siamo a Castroreale, in provincia di Messina, per raccontarvi la processione del Cristo Lungo. Una processione che si svolge il mercoledì santo e il venerdì santo e poi in 2 giornate a fine agosto. Restate con noi, vi mostreremo le immagini suggestive del Cristo Lungo che viene alzato in posizione verticale sulla vara e poi portato in processione nelle viuzze di questo borgo messinese. Oggi il vento è clemente e quindi verso le 17:30 usciremo il Cristo che procederà in processione dalla via Guglielmo Siracusa fino in Piazza Duomo. In Piazza Duomo attenderemo il parroco con il sacramento che esce dalla Chiesa Madre e poi proseguiremo la processione sempre per le vie storiche del nostro paese. Adesso sta uscendo la vara, la processione dal mercoledì a quella di venerdì si differenzia che il mercoledì santo entra in Chiesa Madre, mentre il venerdì in Chiesa Madre non entra, rimane davanti al Duomo per 10 minuti di sosta e poi prosegue il cammino, diciamo, la processione. Questa vara è una vara storica e viene custodita qui nella chiesa di Santa Marina? Sì, viene custodita a fianco alla chiesa di Santa Marina ed è la vara originale del Cristo, diciamo. È stata restaurata una ventina d'anni fa e diciamo, viene portata sempre a spalla da 16 portatori. Tra poco li vedremo all'opera, la parte più difficile è quella di innalzare il Cristo? Sì, verrà posizionata la vara a 50 metri dalla chiesa e poi uscirà a spalla il legno con il Cristo e verrà portato fino dove c'è la vara e inalberato con le forcine. Vediamo, lei ha un martello in mano? Sì, diciamo io do gli ordini per far andare avanti la processione. Se siamo pronti darò poi il colpo di martello e i portatori si alzeranno e porteranno il Cristo in processione. Da quanti anni ricopre il ruolo di capovara? Questo è il secondo anno. Ci sono stati altri miei predecessori che con diligenza e onore hanno portato a termine il compito del capovara. Qui vediamo la Madonna e vediamo anche il simulacro di Gesù, e questi non ci sono il mercoledì santo? No, il mercoledì esce solo il Cristo Lungo. Il venerdì santo c'è la classica processione delle varette con la vara dell'Ecce Homo e la vara della Madonna Addolorata e poi delle donne usciranno anche un fercolo di Gesù morto su un letto, diciamo, in legno. Una processione che si ripete poi anche nel mese di agosto? Il 23 e il 25 agosto di ogni anno, in occasione della ricorrenza dell'anniversario del colera, diciamo, è stato istituito anche questo triduo di 23 e 25 agosto, quindi esce sempre dalla chiesa di Sant'Agata il 23, prosegue lungo la via Guglielmo Siracusa, arriva in Duomo e rimane nel Duomo fino al 25 agosto. Il 25 agosto esce e fa, diciamo, sempre il classico percorso per ritornare alla chiesa di Sant'Agata. Vediamo che ci sono tanti giovani che partecipano alla processione, quindi è molto sentita questa giornata.
Sì, molti ragazzi ancora sentono questa ricorrenza e partecipano all'evento. Pronto, vai, chiamati sempre. Forza, alza. Allora, scendo io. Daniamo un po'. Thomas. Vedi l'ambiente. Thomas. Vogliamo chiamare un po'. Proprio qui è custodito il Cristo lungo? Sì, è proprio qui che viene lasciato tutto l'anno e durante la Pasqua viene messo nel legno lungo e poi invece viene innalzato all'altare maggiore. Intanto qual è il suo ruolo in queste giornate? Allora, io da diversi anni mi occupo dell'uscita del Cristo lungo dalla chiesa di Sant'Agata fino ad arrivare alla Vara. Una volta incastonata alla Vara poi prosegue la processione. Mentre il suo ruolo? Io da un paio di anni do una mano con le forcine, quindi non mi posso definire maestro forcinaro, do una mano con le forcine anche perché l'esperienza ce l'hanno altri, quindi è solo per questo. Unisce la Vara, unisce anche per queste ragioni. È un lavoro non facile. Bisogna seguire chi ha esperienza ovviamente maturata nel corso di tutti gli anni, perché comunque è tutto un lavoro di coordinazione tra le varie forcine, il salire, il scendere sia nell'abbassare che nel portare su il legno. Quindi... Mentre il suo ruolo? Io sono portatore della Vara, quindi sono sotto insieme alle altre 3 persone per ogni braccio. In tutto siamo 16 persone con i vari cambi. Quanto è lungo il Cristo? Ma si aggira tutto montato sulla Vara sui 13-14 metri all'incirca, con un peso totale di all'incirca 890 kg. Quindi non è facile portarlo per le vie del paese e in alcune zone non riesce neanche a passare? No, allora, nel centro storico è stato studiato proprio per passare in queste viuzze piccole, specialmente nella viuzza che poi porta alla piazza centrale. Però con i maestri forcinari, con i portatori sotto che hanno tanta esperienza e tramandano a noi giovani magari questa esperienza, fino ad ora è andato tutto bene e passa perfettamente in mezzo alle nostre viuzze del paese. Quando c'è vento per precauzione non viene fatto alzare? Dipende, nel senso che una giornata ventosa come oggi, essendo libeccio, non
non c'è il rischio, perché il vento tende a salire da questa parte, quindi di conseguenza uscirà in maniera normale. Se invece andiamo sullo scirocco il problema poi si pone, quindi di conseguenza per precauzione lo si porta abbassato. Una particolarità è quella dei capelli. Sì, i capelli sono realmente capelli veri perché vengono donati da le figlie dei compaesani, in modo particolare le bambine piccole dalla nascita fanno allungare questi capelli proprio per donarli poi al Cristo lungo. Sarete qui anche in agosto? Sì, in agosto sì, saremo anche di più perché si soffre in questo periodo, il periodo invernale è sempre più complicato, anche perché d'estate arrivano anche le persone che stanno fuori, quindi là siamo di più, però dico, la fede ci porta ad essere qui sia durante la settimana santa e anche d'estate quando c'è la processione principale del Cristo lungo del 23 e del 25 agosto. Quindi un momento molto sentito dai residenti ma anche dagli emigrati. Sì, molto, ma moltissimo sentito questo evento. Vengo da tutta, non possiamo dire da tutta la Sicilia, anche da zone molto più lontane della Sicilia. Un pochino. Buono. Avanti, pronti? Porcine? Attenti, attenti!
Veramente risparmiare. Andiamo se ci siamo.
Preghiamo insieme la preghiera della Via Crucis. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Noi che adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa Figlio di Dio benedetto, Gesù rispose: io lo sono, e vedrete il figlio del Messiano che era reo di morte. Diciamo insieme: Padre nostro, perdonaci. Per la nostra seconda quando ci sentiamo tentati oltre le nostre forze, Padre nostro, ascoltaci. Quando non capiamo il tuo disegno di amore per noi, Padre nostro, aiutaci.
Sindaco, la settimana santa a Castroreale è molto sentita. Assolutamente sì. Ricordiamoci che il Cristo Lungo è una tradizionale festa pasquale, è ricordato naturalmente nel comprensorio come il 23 e il 25 agosto perché è quella la data in cui noi ricordiamo il miracolo appunto del Cristo Lungo, però è una festa pasquale e quindi la tradizione vuole che il mercoledì e il venerdì santo, e il venerdì santo in particolare accompagnato dalle varette, il Cristo celebra la sua passione. La processione del venerdì santo è molto più lunga nel suo complesso. Il mercoledì il Cristo esce dalla chiesa di Sant'Agata, arriva al Duomo e vi fa rientro. Il venerdì santo, dove appunto il Cristo è accompagnato dalle varette, dalla Maddalena, dal Lecce Omo e dal Cristo morente, il percorso invece è quello tradizionale del venerdì santo, quindi esce dalla chiesa di Sant'Agata, arriva a piazza Duomo, prosegue fino a Piazza della Candelora, percorre poi la Guglielmo di Siracusa, la salita San Salvatore e la Guglielmo di Siracusa per poi essere riposto di nuovo nella sua chiesetta, nella chiesa di Sant'Agata, dove riuscirà nuovamente il 23 agosto. Le varette invece percorrono, il personale continuerà adesso il percorso tradizionale che sarà data la benedizione in Piazza Duomo. Questo è il momento conclusivo della processione del Cristo, vediamo che sta per essere coricato nuovamente, quindi farà ingresso poi nella chiesa? Sì, proprio così. E da qui continueranno solo le varette tradizionali delle varie parrocchie, delle varie chiese che nel tempo popolavano Castorreale. L'arcivedura oggi è la parrocchia Santa Maria Assunta e quindi naturalmente qualche varetta in meno nel corso degli anni si è registrata, ma ancora è viva la tradizione e la fede verso il principale momento cristiano che si celebra nella cattolicissima Castorreale, che ricordo nel passato aveva ben 32 chiese. Il borgo di Castorreale, in particolare tutto il comune, ma in particolare il borgo, il cosiddetto centro storico di Castorreale, ha una grossa tradizione religiosa e non a caso non solo era il luogo delle suore abbadesse da cui abbiamo il biscotto castriciano. La ricetta del biscotto castriciano nacque nel monastero delle monache, l'odierno museo civico, giusto per attualizzare la struttura, ma Castorreale era anche il luogo del collegio dei redentoristi, quindi è sempre stata viva la fede cristiana e da qui a giustificare anche l'imponenza del numero delle chiese che caratterizzava un centro così piccolo dal punto di vista toponomastico, ma importante nel passato dal punto di vista religioso, un faro religioso. È molto suggestivo vedere il Cristo Lungo in processione per le vie di Castroreale, ma come mai si celebra appunto questa processione con il Cristo così lungo? Ecco, c'è una storia dietro? Le origini sono del 1600, quindi una festa antichissima, probabilmente di origine spagnola. Naturalmente caratterizza anche altre feste religiose del messinese, in particolar modo mi riferisco alla Vara di Messina. Il binomio Cristo Lungo Vare di Messina ha una sua una sua similitudine, quindi la Vara è molto alta e il Cristo è molto alto e quindi l'importanza e l'imponenza del Cristo Lungo, appunto di questa croce alta 12 metri, derivava anche dall'importanza storica che aveva per il comprensorio il comune di Castorreale e quindi questa festa religiosa, perché non doveva soltanto proteggere la cittadina, ma doveva proteggere l'intero comprensorio. Questa sommità Castorreale naturalmente, nonostante non sia altissimo, siamo appena 400 metri sul mare, sul livello del mare, però domina tutti i territori circostanti perché non c'è nulla davanti a sé. Noi arriviamo a vedere Capomilazzo e tutte le isole Eolie in maniera molto nitida e quindi doveva proteggere questa fascia della popolazione che allora nel 600, nel 700 ma anche nell'800, perché Barcellona Pozzo di Cotto si separa da Castorreale nel 1815, doveva proteggere pure i suoi cittadini più lontani, non solo quelli che vivevano nel centro storico. Ecco, proprio la processione che si tiene in agosto si tiene per ringraziare il Cristo di aver protetto la città. Il Cristo va ringraziato ogni giorno, il 25 agosto lo si ricorda la processione del Cristo Lungo per il miracolo, da allora in occasione dell'epidemia di colera
per scongiurare il contagio da questa epidemia che si stava dilagando in tutta la provincia. A Castorreale non c'erano stati casi, ma si cominciò a manifestare un caso. La popolazione, in preda, diciamo, al panico, decise di recuperare appunto questa tradizione, chiedere gli scongiuri al Cristo, recuperare questa tradizione pasquale, e quindi il 25 agosto viene portata in processione e proprio lì si verifica il miracolo del Cristo lungo. Da allora la signora morente guarì dal colera e da allora nessuno mai morì di colera a Castorreale. Sindaco, non resta altro che augurare una buona Pasqua a chi ci sta seguendo e invitare tutti a venire a Castorreale ogni giorno dell'anno, perché Castorreale ha tanto da offrire. Assolutamente sì, Castorreale la prossima settimana festeggerà la festa di Gesù e Maria, ad esempio, con la locale confraternita, questo a testimoniare quanto è detto prima, cioè la particolare fede che si tramanda di padre in figlio all'interno di questo comune. È un luogo naturalmente magico, adesso ci apprestiamo anche al periodo estivo, cioè periodo primaverile estivo, quindi vi aspettiamo a Castorreale anche nel periodo primaverile, 25 aprile, 1° maggio e poi la classica estate che si aprirà con manifestazioni molto interessanti e varie nel suo genere. No, verremo cacciare gli spartacchi. Veramente gli spartacchi. Andiamo se ci siamo.